Futsal People, buonasera da Enrico Coggiola e benvenuti al Pala Maggiore di Leini, L84 Torino Ecositi Genzano, sesta giornata di Serie A. Tutto pronto sul parquet del Pala Maggiore di Leini, si attende solo l'ok da parte dei due arbitri per sancire l'inizio di una bellissima sfida tra L84 ed Ecositi Genzano. Sarà proprio Mauro Canal a dare il primo giro al pallone questa sera al Pala Maggiore. Per lui 3 centri fin qui in stagione, il miglior marcatore dell'Ecositi insieme a De Olivera, Micheletto e Nem. Ma si parte via, andiamo, buon divertimento con L84 Ecositi Genzano, con l'Ecositi che gestisce il primo possesso. Barichello, Canal raccoglie, guarda la porta Canal, entrato anche Raguso nelle file dell'84, riceve, calcia Raguso, palla dentro, tentata da Tuli. Poi Fortini rovesciata, paratissima di Mammarella che nega il golasso a Giuliano Fortini. Mamma mia, cosa ha preso? Tuli lato lato, sfida con Barra, prova ad andare dentro Tuli e poi super parata di Mammarella, fallo di mano di Lucas Braga. Numero su taborda, non passa, Barichello spinge in campo aperto, sempre Barichello, entrata dura di Rescia che chiede subito scusa, fallo e giallo per Maxi Rescia. Tacco per andare a taborda, passa a taborda, Ruleta non può calciare, poi Micheletto sì, c'è pronto però Victor Lopez, Nem raccoglie, guarda per un attimo la porta, doppia finta, ci prova Nem, parallela per Fortini che calcia, esce bene, Mammarella in brasiliana a chiudergli tutto lo specchio. Tuli sul punto di battuta, palla sopra per la conclusione al volo di Lucas Braga che la sblocca a 12:04 dalla fine del primo tempo, palla inattiva e Braga al volo fa 1-0. Salas capisce tutto, 2 contro 1 possibile per l'84, Salas fino in fondo, manda di destra Barichello solo con Lopez, puntuale in uscita, c'è pronto Nem in copertura, bell'idea ancora una volta di Rescia che ora va a ricevere questo pallone, Rescia in mezza rovesciata, Osico, isolamento con Barra, rientra Osico, prova a imbucare, tacco di Braga, con calma Tuli. Guarda la porta, in buca per Braga su Nem, Braga giocata, Braga, Nem in scivolata, miracolo e alla fine Mammarella non riesce, di prima non c'è fallo, 3 contro 2 per l'84, palla in angolo da Ton, Osico porta vuota, Ton ancora calcia Ton, taborda monumentale sulla linea a negare la gioia del gol a Ton, altro eccesso di altruismo per i giocatori dell'L84, finta di Barichello che vorrebbe lo spazio per calciare. Rientra puntata di Mateus Barichello, paratissima di Victor Lopez che allunga in calcio d'angolo, bella giocata di Mateus Barichello. Micheletto si mette in proprio calcio, Micheletto la trova Victor Lopez, poi Rescia palleggio, rovesciata per andare in porta. Taborda in angolo, Canal a rimorchio, la trova solamente Tuli che calcia verso la porta vuota. Micheletto, Barichello va in angolo da Nem che va forte dentro, c'è Rescia però in scivolata che esulta, 4 secondi sul tabellone, saranno 5 in realtà col crono Filippi che indica 1 secondo da recuperare a quelli che mancano. Palla centrale, Canal calcia, doppia deviazione, Rescia la trova, aspetta fino al suono della sirena che arriva in questo momento, l'L84 Torino si prende il big match contro l'Ecositi Genzano battendo la squadra di Fulvio Collini per 1-0 al termine di 40 minuti effettivi di grande intensità. La decide nel primo tempo il bellissimo gol di Lucas Braga, i 3 punti restano a Torino e per la sfida è tutto, un saluto ed una buona serata da Enrico Coggiola.